Allora, buondì a tutti. Intanto io mi presento, io sono Federico Vicario, sono il presidente della Società Filologiche Furlane, o sinchi dalla sede dall'istituto a Udin, in Via Manin, che parla bon la chiesa dalla cultura furlane. Il più cordiale saluto dunque a chi che non ascoltano dal Friul e di fuori dal Friul, in particolare alle comunità furlane che si chiamano dal forest con queste reti straordinarie dalle famiglie furlani e dai fogolars furlans sparniciati in tutto il mondo. Mi fa molto piacere accogliervi, anche se in maniera virtuale, qui nella sede della Società Filologica Friulana a Udine, per presentarvi brevemente quella che è la storia, ma soprattutto l'attività del nostro istituto. Prima di tutto devo dirvi che la Società Filologica Friulana ha una storia ultracentenaria. Abbiamo festeggiato nel 2019 i 100 anni dalla fondazione della società, quindi adesso sono diventati 102, no? 102 anni di attività di questo benemerito istituto, fondato all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale nella città di Gorizia, dove sono convenuti friulani da tutta la regione proprio per, testimoniare questo momento di ritrovata unità della regione friulana. E dal 1919 in poi, quindi, è stata costante l'attività dell'istituto nella promozione, nella valorizzazione della cultura, dell'identità, della storia, delle tradizioni e della lingua friulana soprattutto. Sono stati naturalmente anni che hanno visto, programmi, progetti, momenti, avvenimenti anche molto diversi, ma soprattutto dal secondo dopoguerra in qua l'attività è stata veramente molto ampia, molto varia, appunto per lo studio, per la ricerca sulle cose friulane e per la valorizzazione di questo straordinario patrimonio culturale che è quello. Ricordo tra l'altro che la Società Filologica Friulana è stata anche la promotrice di tante iniziative che hanno avuto peso anche sulla società civile. Ricordo, visto che parliamo anche di comunità che si trovano fuori dal Friuli, che la Società Filologica è stata la madre dell'Ente Friuli nel mondo. Nell'assemblea della Società Filologica del 1952, da una costola della Filologica è nato l'Ente Friuli nel mondo, che, come sapete, è quell'istituto che si occupa di mantenere i legami, i contatti e le relazioni con le comunità friulane all'estero. Oltre al lavoro per la comunità, per la cultura, per l'identità, per la storia, per le tradizioni friulane, la Società Filologica si è battuta nell'immediato dopoguerra per il mantenimento dell'unità della regione friulana. Abbiamo concorso alla raccolta di firme per l'istituzione dell'Università Friulana, quindi l'Università di Udine, con la raccolta famosa delle 125.000 firme con il comitato di Tarcisio Petracco, e abbiamo anche lavorato molto per il riconoscimento dei diritti linguistici della comunità. Quindi ci siamo impegnati in particolare fino agli anni 90 per l'approvazione della legge che riconosce i diritti linguistici delle lingue minoritarie. Come forse sapete, c'è una legge statale che è la 482 del 1999 che riconosce questi diritti, che promuove, che valorizza il patrimonio linguistico anche delle lingue locali storiche che si parlano in Italia. E dopo questo, naturalmente, per quella che è l'applicazione della legge, quindi l'applicazione della legge, che vuol dire il lavoro presso le pubbliche amministrazioni, il lavoro presso le comunità locali, il lavoro soprattutto per le scuole, quindi il lavoro di promozione e di valorizzazione della lingua a 360 gradi.
l'attività della Società Filologica Friulana, che adesso ha una struttura importante, ci sono una decina di dipendenti, abbiamo 4 sedi in regione, abbiamo la sede principale che è qui Palazzo Mantica a Udine, che è un palazzo del 1500, a Udine, abbiamo la sede di Gorizia che è Casa Ascoli, che è la casa natale di quel graziadio Oseaia Ascoli che per primo ha affrontato la descrizione scientifica delle lingue alpine, in particolare anche di quella friulana. Proprio qua dietro vedete questo quadro, questo disegno, dove è raffigurato graziadio Oseaia Ascoli, che nel 1873 ha pubblicato sul primo volume dell'Archivio Glottologico Italiano questi saggi ladini per la descrizione linguistica del friulano e delle altre varietà alpine. Quindi vi dicevo, abbiamo sede a Udine, abbiamo sede a Gorizia, nella casa natale di questo illustre glottologo goriziano del secolo scorso, anzi di 2 secoli fa ormai, abbiamo una sede a Pordenone e abbiamo una sede a Tolmezzo. Ecco, questo per, diciamo, rappresentare la presenza anche fisica, no? anche fisica di studiosi, cultori, operatori su tutto il territorio della regione. Alcune cose, diciamo, sono attività tradizionali, come possono essere i congressi sociali, che è la manifestazione forse principale, che dà continuità a quella che è l'illustrazione delle località che compongono il mosaico della nostra regione. In modo particolare, per ogni congresso annuale che appunto si svolge in una delle località che lo richiedono, produciamo, vedete, questi qui sono i numars unix, quindi numeri unici, che sono delle piccole, anzi grandi monografie, delle piccole enciclopedie sul territorio dedicate a ciascuna località. In questo caso qui vedete è la località Lignano, ecco, quindi qua abbiamo Lignano, qui abbiamo Fiumicello, qui abbiamo San Vito al Tagliamento, e con una collezione, diciamo, di tutte le località e di tutti questi strumenti. Oltre al congresso sociale abbiamo poi numerose attività tutto l'anno su tutto il territorio e da una decina d'anni promuoviamo quella che è la Settimana de Culture Furlane. La Settimana de Culture Furlane è una serie è una rassegna di eventi che appunto da una decina d'anni promuoviamo un po' su tutto il territorio regionale. A causa della pandemia abbiamo dovuto ridurre quest'anno e l'anno scorso gli eventi in presenza, ma numerosissimi sono quelli che possiamo veicolare attraverso le piattaforme digitali. Il sito dedicato a questa rassegna si chiama www.settemane.it. Potete trovare tranquillamente tutti gli eventi di questa passata edizione e di alcune cose delle edizioni precedenti. L'edizione di quest'anno, del 2021, l'abbiamo tenuta dal 6 al 16 maggio, e ha riguardato la promozione di oltre 100 eventi che hanno come oggetto la cultura, la lingua, l'identità, la storia, le tradizioni, diciamo, avvenimenti significativi della vita del Friuli, delle personalità, diciamo, che lo hanno illustrato, ecco, negli ultimi secoli, e quindi con approfondimenti, convegni, mostre, conferenze. In modo particolare quest'anno, vi potrei segnalare, ecco, per esempio questa attività qui, il registro dei conti della Pieve di Venzone. Questo qui è un approfondimento sulla presenza del friulano in antica documentazione tardomedievale.
proveniente dagli archivi di Venzone, sapete, località vicino Gemona. Abbiamo tenuto un convegno su Dante e il Friuli, quindi il rapporto tra Dante Alighieri e il Friuli in occasione del 700° anno della morte di Dante, dove abbiamo appunto discusso di quello che è stato il rilievo degli studi danteschi in Friuli, ma anche quello che era stato, diciamo, il giudizio, se volete sommario, se volete sbrigativo, di Dante sulla lingua friulana. Quindi Dante, che come molti sanno, nel De Vulgari Eloquentia, che è un'opera nella quale descrive l'insieme delle varietà linguistiche dell'Italia del suo tempo, dice di noi friulani: cefastu crudeliter accentuando eructuant. Quindi a lui, diciamo, cioè sembrava sgradevole l'accento friulano, e diciamo riprende questo motto cefastu, che peraltro è anche il titolo della rivista scientifica della Società Filologica. Convegno, l'emigrazione virtuosa del primo dopoguerra. Ecco dunque dove si esamina un momento particolare dell'emigrazione friulana nel mondo. Come sapete, l'emigrazione friulana si è concentrata soprattutto, diciamo, la prima grande emigrazione, soprattutto nell'ultimo quarto del 1800, no? Ed è continuata con ondate successive per arrivare fino al secondo dopoguerra, fino all'emigrazione di tanti giovani ricercatori, laureati, professionisti, che anche, diciamo, negli ultimi anni, no? Hanno portato, no? La loro conoscenza, la loro competenza in altri paesi, e che restano peraltro collegati appunto sempre con la rete dei nostri focolars, sempre alla madrepatria. Oltre a questo, importante, diciamo soprattutto negli ultimi 20 anni, ma anche prima naturalmente c'era l'attenzione per questa attività in particolare, è l'attività sulla scuola, sull'insegnamento, sulla trasmissione della lingua alle nuove generazioni, che è una cosa naturalmente fondamentale. In questo settore opera il nostro DocuScuele, che è il Centro di Documentazione e Sperimentazione Didattiche per le Scuole Furlane, che è una struttura che produce e fornisce materiali didattici agli insegnanti delle nostre scuole, che gestisce la lista degli insegnanti regionali con competenze in lingua friulana, che sono più di 1500, e che fa tutta una serie di corsi di formazione per gli insegnanti stessi, per cui corsi di alfabetizzazione, che vuol dire imparare a leggere e a scrivere, no? Perché naturalmente il friulano si parla normalmente, è più difficile leggerlo e scriverlo. Ecco, quindi, come dire, sono corsi che abituano, no? Diciamo, cioè gli insegnanti a acquisire appunto anche quella che è la grafia friulana di riferimento. E oltre a questo, naturalmente, la produzione dei materiali didattici che servono per le scuole. Oltre a questo, naturalmente, ci sono anche strumenti più puntuali, come il diario bilinguale Olmis, no? Che è il diario che ormai da 30 anni la Società Filologica
pubblica e distribuisce gratuitamente in oltre 20.000 copie a tutti quanti i bambini delle scuole elementari e delle scuole primarie, e che sono come dei compagni di scuola, questo diario, appunto per seguire diverse attività, diverse informazioni, diversi temi che riguardano il nostro Friuli. La biblioteca sociale della Società Filologica Friulana è un altro luogo molto importante per la cultura friulana. Si tratta di una biblioteca riconosciuta di interesse regionale dalla regione autonoma, una biblioteca che conserva oltre 30.000 volumi completamente catalogati, e questo catalogo si trova anche disponibile in internet, quindi l'OPAC della biblioteca ci consente di verificare facilmente quelle che sono le opere, le collezioni che sono presenti all'interno delle nostre collezioni. Si tratta di una serie di monografie, di libri, di volumi, di raccolte, di riviste, tra riviste naturalmente che continuano le pubblicazioni, anche le riviste che si dicono cessate, nel senso quelle che hanno terminato di pubblicare. E la biblioteca della Società Filologica Friulana è un punto di riferimento fondamentale per gli studiosi, per i cultori di friulano, per i ricercatori, per gli studenti universitari, che trovano in questi materiali un sicuro punto di riferimento per i loro studi. Negli ultimi anni, grazie a una rete che abbiamo condiviso con altri istituti culturali friulani, come l'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti, la Deputazione di Storia Patria, l'Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, l'Accademia San Marco di Pordenone e altri, abbiamo consolidato una rete di istituti che mettono a disposizione le loro riviste direttamente su internet. Ecco, devo dire che questa è stata una cosa importante, anche considerato questo periodo di pandemia, quindi quando gli spostamenti erano resi difficili dalle norme sanitarie. Ebbene, abbiamo creato un sito che si chiama rivistefriulane.it, dove si possono trovare non soltanto le indicazioni sugli studi, quindi cioè le indicazioni delle pubblicazioni, ma si può accedere direttamente scaricando le pubblicazioni in formato PDF. Ci sono circa 30.000 titoli catalogati per argomento, per autore e per luogo all'interno di questo archivio digitale, dove uno può collegarsi e accedere direttamente a una banca dati che gli dà non soltanto l'informazione di dove cercare le cose, ma dove gliele fa trovare. Ecco, quindi questo è un progetto veramente innovativo che da qualche anno stiamo perseguendo, che ha avuto importanti riscontri anche col Ministero dei Beni Culturali, che sostiene questo progetto e che ne ha fatto come una buona pratica per gli altri istituti di cultura italiani che appunto concorrono alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Quindi la nostra Società Filologica Friulana è a disposizione, lavora per tutta la comunità friulana, è l'ente riconosciuto di riferimento appunto per quanto riguarda la cultura friulana, sostenuto sia dalle istituzioni pubbliche che da tante istituzioni private, ed è a vostra disposizione naturalmente per
come dire, per informazioni, contatti, per chiedere qualche cosa, si possono fare naturalmente ricerche sia sulle località che sulle persone, si possono anche ricostruire le storie delle famiglie. Ecco, anche questa qui può essere una cosa interessante per chi torna in Friuli e cerca le sue radici. Quindi io veramente vi invito a stare vicini alla Società Filologica Friulana, perché la Società Filologica Friulana è al servizio di tutta la comunità, di tutta la grande comunità friulana che si trova quindi nella nostra regione, ma anche in tutto il mondo.